Dal radicchio al prosciutto, dall'olio alle castagne, passando per i formaggi, i vini e il miele. È un viaggio a 360 gradi attraverso i sapori tradizionali regionali, quello che hanno potuto fare i visitatori del secondo Festival delle DOP Venete, che si è tenuto di recente in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Mancava un momento di promozione e valorizzazione, esternalizzazione dei prodotti tipici e dei prodotti veramente, dei tesori agroalimentari veneti. La mostra mercato ha avuto come protagoniste solo le eccellenze dell'agroalimentare veneto, riconosciute dai marchi di qualità dell'Unione Europea. Le DOP e le IGP del Veneto, ovvero i prodotti a denominazione di origine protetta e i prodotti a indicazione di origine protetta, che sono marchi europei veneti, sono 36 in tutto, 18 DOP e 18 IGP. Le DOP sono quelle che hanno tutte le fasi produttive all'interno dell'area di riferimento, l'IGP almeno una. Ecco, quindi è un livello di tutela un po' più alto per le DOP. A rendere queste prelibatezze così speciali e riconoscibili tramite marchio è la conformità a uno specifico disciplinare di produzione. Disciplinare è quello, come posso dire, è il binario su cui poi si muove il prodotto, è quello che garantisce al prodotto le caratteristiche, quindi garantisce anzitutto il consumatore, però garantisce anche il produttore, perché vuol dire che sulla concorrenza si può immediatamente fare chiarezza. All'interno delle aziende agricole è stato fatto un percorso importante negli anni e il traguardo raggiunto, che è quello di farsi certificare quei prodotti DOP a marchio così, è stato un traguardo significativo. Perciò adesso è fondamentale fare proprio realizzare azioni come queste, che vanno ad informare il consumatore della valenza e dell'importanza che ha un prodotto a marchio, per accompagnare sostanzialmente i consumatori nella loro spesa, saper leggere un'etichetta, saper scegliere un prodotto e sapere soprattutto il valore reale che ha un prodotto a marchio. DOP e IGP per gli alimenti, DOC e DOCG per i vini. Questi marchi vanno ricercati sulle etichette perché sono i soli a garantire la totale salubrità del prodotto. Il prodotto a marchio dà delle certezze, dà delle garanzie. Normalmente abbiamo dei prodotti che vengono coltivati in un ambiente salubre e di conseguenza abbiamo prodotti di qualità da un territorio di qualità. Questa è la cosa più importante, io credo, perché come caratteristica che devono avere quei prodotti che noi mettiamo sulla tavola. Per sensibilizzare ulteriormente i consumatori su questi temi, il festival ha ospitato anche uno spettacolo teatrale sulla contraffazione. Il Made in Italy infatti non è danneggiato solo dallo smercio di tessuti e oggetti tarocchi, ma anche il falso agroalimentare sta raggiungendo livelli di diffusione preoccupanti. Tutto quello che noi raccontiamo purtroppo è tristemente vero, cioè analizziamo tutti gli ambiti in cui il falso impera, quindi appunto dicevo dall'agroalimentare ma anche dal mondo della contraffazione dei marchi, quindi della moda, dei pezzi di ricambio delle auto, dei farmaci, e quindi l'interesse nasce proprio dalla volontà di sensibilizzare il consumatore facendogli capire che l'acquisto consapevole orienta la nostra vita e soprattutto la nuova frontiera della partecipazione politica. Noi quando acquistiamo, orientiamo l'economia e orientiamo attraverso le nostre scelte quella che è l'andamento della vita sociale ed economica. A scrivere la sceneggiatura di tutto quello che sto per dirvi è falso, un giornalista d'inchiesta. Io seguivo da circa 15-16 anni il problema della contraffazione con le mie inchieste giornalistiche. Purtroppo vedevo che il problema aumentava, la sensibilità da parte del pubblico diminuiva, sostanzialmente serviva una modalità per raccontare quelli che sono davvero i danni derivanti dalla contraffazione. Abbiamo pensato che uno spettacolo teatrale con la capacità che ha il teatro di andare incontro alla gente, e non ultima cosa il fatto che il teatro sia forse l'unica forma d'arte che non si può contraffare, perché l'attore deve essere presente, contrariamente a quanto accade ad esempio con la musica, col cinema, che è tutto scaricabile, tutto possibilità di essere contraffatto, fosse una modalità con la capacità di lasciare un segno tra le persone.